Allora, caro Presidente Tesserin, allora, siamo proprio agli sgoccioli, oggi è l'30, domani è l'ultimo dell'anno. Come considera, questa è la conclusione dal punto di vista regionale, visto che ha lavorato fino all'ultimo? Ma io devo dire che se non fossimo in un anno di grande preoccupazione per la crisi, considereremmo questo finale dell'anno che sta chiudendosi estremamente positivo per quanto riguarda la Regione. A iniziare dal 18 di ottobre, data in cui unici in Italia abbiamo approvato lo statuto alla unanimità, abbiamo fatto seguire 4 provvedimenti di estrema rilevanza. Il primo è l'approvazione della legge elettorale con la diminuzione dei consiglieri a uno ogni 100.000, che significa il massimo della posizione di minor numero di consiglieri a livello nazionale, ad eccezione ovviamente della Lombardia perché ha 10 milioni di abitanti. E conseguentemente altri aspetti come quello della eliminazione del listino. A seguire abbiamo fatto il provvedimento della riduzione dei costi della politica, che significa che abbiamo eliminato il vitalizio, abbiamo ridotta del 25% l'indennità di funzione, abbiamo eliminato alcune formazioni dei costi dei consiglieri. Come terzo abbiamo approvato l'approvazione del bilancio di esercizio del Consiglio regionale, riducendo di 10 milioni di euro la gestione complessiva nell'arco di un anno, significa da 59 milioni a 49 milioni di euro. Credo che questi provvedimenti vanno nella direzione di un impegno serio per rispondere alle critiche che in molti casi giustamente ci vengono rivolti, per riportare in termini di minor costo e maggiore efficienza la macchina regionale. La riunione di ieri, che si è conclusa con un voto quasi unanime, un solo voto contrario e un voto astenuto, che ci ha fatto licenziare il nuovo regolamento dell'Aula, che darà tempi certi per poter raggiungere l'approvazione di tutti i provvedimenti dell'Aula, rivedendo il rapporto complessivo tra la Giunta e il Consiglio e la capacità di una operatività in termini di maggiore efficienza. Quindi sono 5 provvedimenti licenziati nel giro di questi meno di 2 mesi, con estrema positività dei contenimenti di costi e della maggiore efficienza. Abbiamo già calendarizzato per i primi giorni di gennaio la seconda lettura dello Statuto, che chiuderà la stagione costituente. Di per sé stessa la stagione costituente è un dato di contenimento dei costi e dei numeri, però è proiettata a una gestione di qualità. Ecco, io sono soddisfatto, essendo stato il Presidente della Commissione Statuto e Regolamento, e essendo stato il relatore in aula di questi provvedimenti, di poter dire che abbiamo fatto un grande lavoro. L'abbiamo fatto nella logica che attraverso questi nuovi regolamenti, attraverso queste leggi diverse, sarà più facile per la Regione intervenire a risposta di questa situazione di difficoltà. All'interno di questa situazione sta anche la realtà della nostra città.